Con il vicepresidente della San Paolo Apostolo impariamo a conoscere la realtà della squadra che si affaccia per la prima volta nel campionato di seconda categoria e impariamo a conoscere anche i protagonisti. Allora, buonasera a tutti, io sono il vicepresidente, sono anche delegato alla prima squadra e alle juniores. Se mi chiede di presentare la società, io devo dire che effettivamente la società San Paolo ha diverse particolarità. Intanto è una società che proviene da una parrocchia, quindi mantiene lo spirito parrocchiale, nel senso che il nostro obiettivo non è quello immediatamente sportivo di vincere il campionato, di vincere le partite, questo viene dopo. Quello che ci interessa è premiare l'associazionismo, stare bene insieme, far divertire i ragazzi, fare in modo che le famiglie abbiano la sicurezza di far frequentare ai loro figli un ambiente sereno e tranquillo. Poi ovviamente vediamo anche l'aspetto organizzativo, perché noi vogliamo essere al top dell'organizzazione e infatti abbiamo una struttura piuttosto complessa con oltre 300-320 iscritti, un direttivo di 12 persone, una trentina di allenatori, tutti con patentino OXI o FIGC, quindi insomma personale qualificato. Mano a mano stiamo crescendo e i risultati stanno venendo. Se lei mi chiede dei risultati, le posso dire per esempio che la prima squadra, che quest'anno milita per la prima volta in seconda categoria, l'anno scorso ha vinto il campionato dopo 4 anni di creazione, perché è stata creata solo 5 anni fa. È stato un successo travolgente, siamo riusciti a sgominare formazioni che erano delle autentiche corazzate, costruite per vincere il campionato, come solitamente si dice, però noi con la nostra allegria, con la nostra serenità e grazie a un mister che è veramente bravo e capace in queste categorie e soprattutto siamo riusciti nell'impresa di portare a casa un risultato straordinario. A dire il vero anche l'anno precedente c'era stato un altro risultato importante derivato dalla vittoria nel campionato provinciale della Juniores, che già l'anno scorso ha potuto accedere al campionato regionale. Abbiamo mantenuto la categoria. E poi dobbiamo anche dire che nel campionato regionale oltre agli juniores militano anche gli allievi e i giovanissimi e anche loro hanno mantenuto la categoria. Quindi siamo particolarmente contenti e ci attendiamo di goderci tranquillamente e serenamente anche l'anno che è in corso. E allora con il mister della San Paolo ci caliamo nell'ambito tecnico, nel discorso più tecnico e chiediamo lumi a mister Piergianni Pala. Buonasera, ma diciamo che dal punto di vista tecnico, come tutti sanno, siamo una neopromossa, per cui il nostro obiettivo è sicuramente fare bene, fare il nostro meglio, perché no, il nostro obiettivo principale è salvarci senza dubbio. Cercheremo di far questo anche divertendoci, facendo vedere che comunque un po' di calcio lo giochiamo. Anche non avendo grossi nomi nella nostra squadra. Ecco, facciamo un po' scoprire le carte al mister. Quali punti forti della San Paolo? Diciamo che il nostro punto forte è sicuramente il gruppo, un gruppo coeso, un gruppo omogeneo. Diciamo che lo zoccolo duro dell'anno scorso è rimasto quasi completamente, abbiamo fatto sì certo qualche innesto già esperto della categoria, perché no, per fare, diciamo così, tra virgolette da chioccia ai nostri giovani, che sono tanti e ce ne saranno anche altri, perché comunque abbiamo un grosso settore giovanile dietro. Lo scopo della società è quello appunto di, non dico un'utopia, può essere far giocare 11 undicesimi della squadra di tutti i ragazzi della San Paolo, però che ne so, per me è già un grosso merito portare ogni anno magari un ragazzo, che ne so, quest'anno del 96 o perché no del 97, ce ne sono alcuni molto interessanti, però come sappiamo questo è difficile, stiamo lavorando per farlo e uniamo l'esperienza di alcuni elementi che ci può sicuramente aiutare per farli crescere. Ecco, l'elemento giovani leve sia un punto di forza che anche può essere un punto di debolezza di una formazione che si affaccia al campionato di seconda categoria, anche nonostante l'entusiasmo della scorsa stagione. Quale dunque, ecco, il punto di debolezza, se ce n'è, nella San Paolo? Come hai detto tu, sicuramente il punto di debolezza
se dobbiamo andare proprio a cercarlo, può essere proprio l'inesperienza, ma non del calciatore singolo, proprio dell'esperienza, della mancanza di esperienza in categoria, perché comunque mai come quest'anno la seconda categoria, questo girone è sicuramente molto difficile, molto complicato, pieno di giocatori esperti scesi da altre categorie per fare le gioie di altre società. Noi da questo sì, può essere un punto a nostro favore, però può essere un punto a nostro favore, nel senso che comunque da questi giocatori, da queste squadre noi possiamo imparare tanto. Su questo non c'è dubbio. Come tradizione chiediamo un pronostico di quelle che potranno essere le sorprese, le certezze e le formazioni che potranno fare il salto di categoria. Ma sicuramente, anche se allenatori più esperti di me mi hanno insegnato che a calcio non si gioca con il nome ma si gioca con i piedi, detto questo, così sulla carta vedo come favorita l'Ossese, sia per una questione appunto di giocatori che sono andati a far parte di quella compagine, anche per una questione di cuore, perché io sono un tifoso dell'Ossese, avendo allenato e vinto il campionato juniores con loro, sono felice che l'Ossese cerchi di nuovo di tornare in antichi fasti, che se lo meritano. Grossi nomi dell'Ossese, un bravo allenatore, poi vedo bene anche il CUS, che già l'anno scorso comunque aveva fatto un bel campionato. Il Torralba che abbiamo affrontato domenica mi ha confermato quello che già pensavo, un gruppo già formato con un bravissimo mister, ragazzi che sanno giocare a pallone e che fanno un bel calcio. La San Paolo può contare sull'apporto di giovani promettenti, citiamoli. Sì, diciamo che nella mia squadra, già aggregati alla prima squadra, ci sono dei ragazzi interessanti come Lorenzo Mereu, che è un bel difensore centrale, un 94, e Matteo Scanu, che gioca qui da sempre ed è una bella sorpresa per me quando sono arrivato. Lui era il primo anno con i ragazzi degli allievi, io l'ho visto subito e ho visto che era un bel giocatore e può continuare a crescere. Così sugli esterni ci sono dei 96 molto interessanti che sono stati anche richiesti come tu ben sai, da squadre di altre categorie per fare dei fuoriquota. Non sono voluti andare. Evidentemente l'ambiente è sano, evidentemente i ragazzi hanno preferito rimanere qui con noi e divertirsi, perché la verità qua noi la prima cosa che cerchiamo è proprio il divertimento, e loro sono felici di stare con noi. In mezzo al campo siamo un po' meno giovani, ma un bel po' più esperti, fanno parte del nostro gruppo da quest'anno Luca D'Alirci e Stefano Vacca, uno proveniente dal Florinas, Stefano Vacca, e Luca D'Alirci proveniente dall'Ottava vincitrice del campionato scorso, mentre invece davanti abbiamo, diciamo, il più esperto di tutti, che è Paolo Carta, che è un Highlander del calcio, con i suoi 40 anni suonati, mette dietro parecchi ragazzini, per noi questo è un'ottima cosa, perché è uno che ha calcato tanti palcoscenici, non come questi, sicuramente può dare solo una mano a un ragazzino giovane, e quando si mette a correre davanti al gruppo, davanti agli altri, ti fa capire che il calcio, una buona componente del calcio è la passione, se no avrebbe smesso molto prima. Va bene così.